Spendere 2 settimane del proprio tempo in un'esperienza formativa in Costa d'Avorio è quello che hanno deciso di fare quest'estate 18 giovani provenienti dall'Europa e dall'Africa. Il progetto Katiolà nasce dall'idea di alcuni giovani che, dopo aver partecipato alla GMG del 2016 a Cracovia, hanno risposto all'appello del Papa di alzarsi dal proprio divano, di non rimanere fermi e di darsi da fare per fare della loro vita qualcosa di bello. Katiolà è un villaggio a 400 km da Abidjan. Qui si sono incontrati 4 italiani, 6 francesi e 8 ivoriani con l'obiettivo di ricostruire l'infermeria del collegio Saint-Jean-Marie Vianney gestito dai padri Betarramiti. Messi a contatto gli uni con gli altri, i ragazzi hanno dovuto fare lo sforzo di uscire da se stessi, dimenticare le proprie posizioni e fare squadra. Nous avons pu partager beaucoup de choses ensemble, notre foi, notre amour. Abbiamo davvero condiviso molto insieme, la nostra fede, il nostro amore verso il prossimo e abbiamo imparato a conoscere meglio noi stessi e gli altri. Alla fine di questa esperienza mi sento una persona più libera, libera di ballare o di cantare senza la paura di aver fatto una brutta figura, ma solo con la voglia di donare qualcosa di bello agli altri. Avant de partir, je voulais venir ici. Prima di partire volevo venire in Africa soprattutto per vivere la fede in modo diverso, ma anche per spogliarmi, allontanarmi dalla nostra società dei consumi e iperconnessa, così da concentrarmi sull'essenziale.